Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sono le ore immediatamente successive al grande accordo sui dazi sull'asse transatlantico, di cui si può ricavare già una prima morale. Non ha vinto, ha stravinto Donald Trump. E questa è una valutazione che prescinde dalle preferenze soggettive di ciascuno. Chi tra i due leader seduti ieri, l'uno di fronte all'altra, sia più sintonizzato sulle urgenze della storia dal nostro punto di vista è abbastanza noto. Ma questa valutazione è anzitutto figlia di un bilancio oggettivo dell'accordo firmato ieri. Quali sono i suoi punti principali, infatti? Beh, anzitutto si prevede il 15% di dazi sulle merci che l'Unione Europea esporta verso gli Stati Uniti, a fronte di nessun dazio aggiuntivo sulle merci americane esportate nell'Unione Europea. Attenzione, è molto importante dire nessun dazio aggiuntivo rispetto alla mole di controdazi preesistente sulle merci europee, che sono una delle cause della politica commerciale di Trump, per cui i suoi, a rigore, anche se non lo fa quasi nessuno, andrebbero definiti controdazi. Ma il bilancio di ieri, insomma, è un 15% sulle merci europee, uno 0 su quelle americane. Inoltre l'Unione Europea si impegna a investire ulteriori 600 miliardi negli Stati Uniti e acquistare energia, soprattutto sotto forma di gas liquefatto e armi. Capite che non è un esito della trattativa, un accordo trampiano, è un esito ipertrampiano. E la cosa interessante che spiega questo esito è che Ursula ieri ha adottato le motivazioni dell'agire di Trump, la premessa addirittura della sua politica commerciale verso l'Unione Europea, l'architrave della sua narrazione, ma anche del suo operato concreto. Infatti ieri Ursula, tra virgolette, ha dichiarato: esiste uno squilibrio commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Ah, benvenuta Frau Ursula. Esiste quindi. E tu pensavi di sentir parlare l'altro, no? Perché Ursula ha enunciato quello che lei e l'eurocrazia negavano fino a mezz'ora prima che si tenesse il bilaterale, diciamo. Per i duri d'orecchi l'ha dettagliata proprio questa cosa Ursula, perché ha detto c'è un surplus da parte nostra e un deficit da parte americana che va riequilibrato. A quel punto Trump poteva anche non dire niente perché aveva già detto tutto Ursula. Cioè aveva accettato non solo la premessa della politica di Trump, ma una pratica fattuale che va avanti ormai da lustri e che ha drogato il rapporto commerciale tra le due sponde dell'Atlantico, non ultimo grazie a una moneta unica che ha fortemente favorito il paese più forte e a maggior vocazione esportatrice, cioè la Germania. Quindi capite che se Ursula si trasforma nell'avatar di Trump, adotta la sua premessa, arriva alle sue conclusioni, sottoscrive la sua politica, se fa vincere Trump, detto male, ora non le resta che far vincere i popoli europei. Eh sì, perché tra i punti della contestazione sulla politica commerciale che Trump muoveva all'Unione Europea c'erano tutte le barriere tariffarie, il moloch burocratico e fiscale costruito dall'eurocrazia. C'erano tutti quei dazi impliciti, Mario Draghi Dixit, non un estremista MAGA con la bandana. In primis il Moloch del Green Deal, ovviamente, questo gigantesco costrutto dirigista, ideologico, iperburocratico, che è l'unico caso nella storia, diciamo, in cui una classe dirigente di un continente costruisce una politica suicida per l'economia del continente medesimo. Se la macro diagnosi di Trump era giusta,
sia giusta la contestazione, diciamo, della politica commerciale dopata dell'Unione Europea, e Ursula deve prendersi tutta la diagnosi, deve prendere la critica appunto all'ipertrofia burocratica e fiscale, e deve prendere questa occasione, come dicevano alcuni sbeffeggiati dal mainstream, tra cui anche il ministro Salvini, deve prendere questa occasione per smantellare i dazi impliciti, l'ipertassazione europea, i costrutti suicidi come il Green Deal, insomma per riallineare la politica di Bruxelles sull'economia reale. Lo farà? Qui siamo molto scettici, ma se fosse coerente, visto che ieri sembrava la versione femminile teutonica di Trump, stamattina dovrebbe già annunciare l'abolizione del Green Deal. Grazie a tutti, a domani. Tra un manifesto